Sono la signora Bressanelli Teresa, nata a Valeggio, di anni 75. Lei è venuta allo SPI-CGIL di Valeggio sul Mincio, perché? Perché mio figlio, parlando col signor Brunelli Gianni, le ha detto: mia mamma ha la pensione della reversibilità di mio papà, mi sembra un po' poco. Quanto prendeva di pensione? 490 euro. Allora il signor Brunelli le ha detto: portami tutte le carte che te le ripasso io. E cosa è successo? È successo che Giovanni le ha portato le carte mie e ha trovato che mi veniva la mia pensione di vecchiaia. Quindi lei aveva diritto Tu anche alla da pensione di vecchiaia, perché sì, aveva 25 di quei anni anni di contributi. che fino a E allora ora non no, erano stati sì, riconosciuti, sì, oddio. diciamo. Quindi adesso lei quanto prende di pensione? 980, 90, Un bel cambio. un bel cambio, sì. Diciamo. Quindi Sì, ha raddoppiato praticamente sì, l'importo della sua pensione. sì. Che cosa le consente adesso questa? Adesso mi consente di fare tante cose, Per esempio? pagando luce, l'acqua e il gas. Può aiutare suo figlio anche? Sì, E quindi è contenta, signora? sì, È riuscita a prendere anche un po' di arretrati, vero? sì. Quanto più o meno? 34.821. 34.821, una bella cifra. Sì, grazie. Quindi grazie al controllo della pensione Sì, che hanno fatto qui a Valeggio, la Lega di Valeggio dello SPI-CGIL, sì, lei è riuscita a recuperare e anche adesso ha uno stile di vita che le permette di essere più tranquilla e di respirare. grazie. Sono Gianni Brunelli, responsabile qui dello SPI-CGIL di Valeggio sul Mincio. Avete appena sentito la storia di Bressanelli Teresa, effettivamente è andata così. Diciamo che suo figlio, parlando con me, gli ho chiesto la pensione della mamma, mi ha detto che prende abbastanza poco, ho detto dammi la carta d'identità e il codice fiscale e faccio un controllo io. Da un controllo ho visto che aveva solo la pensione di reversibilità e aveva diritto anche alla pensione di vecchiaia perché aveva 25 anni di contributi. Allora con i miei responsabili di Villafranca e di Verona abbiamo detto: fai pure la domanda di pensione di vecchiaia. L'INPS ha risposto e ha avuto un beneficio di 34.000 euro. Disgraziatamente gli arretrati l'INPS li ha conteggiati solo indietro di 5 anni, ma lei avrebbe avuto diritto già dal 2002, insomma, ecco. Quindi sarebbero stati molto di più, 3 volte tanto. Ecco, questa un po' è la storia, insomma. È stata un'iniziativa mia proprio con il figlio della Teresa per controllare questa pensione e sono stato gratificato psicologicamente. Ecco. Sono Anna Scotti, sono la responsabile, o meglio la segretaria della Lega del Villafranchese, una lega molto grande, diciamo che ha un bacino di utenti di più di 50.000 persone. Valeggio fa parte appunto della nostra lega e io sono molto contenta del lavoro che stanno facendo. Comunque anche noi, anche a Villafranca, stiamo portando qualche cosa e soprattutto quello che ci serve molto sono questi questi dépliant che invitano le persone a venire nelle nostre sedi. In effetti noi abbiamo fatto più di un gazebo distribuendo giornalini dello SPI e contemporaneamente questo e la gente viene a chiedere, dopo si può fare qualcosa, non si può fare qualcosa, però quantomeno facciamo un controllo. Qua per esempio ho una pensione davanti di una signora che ha una pensione SO, questo significa che è una pensione da vedova di lavoratore dipendente e sicuramente, essendo che le hanno dato l'assegno al nucleo familiare monoparentale, è una persona che è invalida al 100%. Questa signora senz'altro è venuta qua da noi controllando abbiamo visto, senz'altro è venuta a Valeggio perché questa signora è di Valeggio.
Noi abbiamo controllato la sua pensione, abbiamo visto che praticamente da quando le era stata data l'invalidità al 100% non era stata data la concessione del trattamento di famiglia, è stata fatta una ricostituzione partendo dal 2012 perché possiamo andare indietro di soli 5 anni e ne è risultato un importo di 2.486 euro più i 52 euro mensili che andranno ad aggiungersi alla sua pensione di reversibilità. E dopo sono 52 euro sopra la pensione, cioè la pensione sarà, presumo, di 600, sì, ma la pensione completa, eccola qua, di 526 euro, più i 52,91 andiamo a 579 euro. Quindi grazie al controllo della pensione, Anche questa signora si ritrova ad avere un piccolo gruzzoletto che non dà mai fastidio in questi periodi, soprattutto. Vi presento un altro caso, sempre capitato qui allo SPI CGIL di Valeggio, e questo è un caso un po' particolare, si chiama Adami Sergio, sua sorella è venuta da me, è del 1949, e mi ha detto: ma perché non può avere l'aumento della pensione mio fratello? Ho guardato le carte e ho visto che lui ha una SO ereditata dal papà, perché è invalido, è una pensione di reversibilità ereditata dal papà. Di solito le reversibilità si ereditano tra i coniugi, ma in questo caso, essendo invalido al 100%, ha ereditato la pensione dal papà, una SO. In più, del 49 a più di 65 anni, ho fatto una ricostituzione che prendeva solo prima 499 euro, adesso ne prende 676, addirittura 676, perché ha gli assegni familiari 52 euro, cioè è stata integrata al trattamento minimo, tutte le integrazioni possibili, in più i 52 euro di assegni familiari, e ne prende 676. Quindi godrà il mese prossimo di un arretrato di 4.728, quando prima prendeva 501 euro. 501 euro. Questi sono arretrati solo dal 2014, quando ha compiuto 1949-2014, 65 anni, ha avuto diritto all'integrazione, al trattamento minimo, al Red Milione, ha avuto questi diritti qui, insomma, che fanno parte dei regolamenti dell'INPS. Ecco. Quindi la pensione di reversibilità di fatto si può anche ereditare da un familiare che non sia un coniuge. Certo, se c'è un figlio invalido al 100%, può ereditare la pensione di reversibilità dal papà o anche dalla mamma. Sono Giuliana Lancisi della segreteria dello SPI CGIL di Verona e sono la responsabile della previdenza per quanto riguarda lo SPI CGIL. Devo dire che ho iniziato un ottimo lavoro con tutti i previdenziali della provincia di Verona, anche se loro non mi conoscevano, e abbiamo cominciato anche a pensare alla campagna del Veneto del controllo della pensione. Nel pensare alla campagna siamo partiti con un paio di mercati, 2 o 3 mercati, però siccome siamo partiti tardi nel periodo invernale c'è stato poi il maltempo che ci ha impedito di proseguire. Non ci siamo persi d'animo, siamo andati avanti nelle sedi grazie anche all'esperienza dei nostri previdenziali. Siamo andati avanti anche con dei corsi fatti con INCA, con una responsabile nazionale della formazione, e devo dire che questo sta dando dei risultati. I previdenziali di Verona il controllo lo facevano già in precedenza, però c'è da dire che con il CONINCA magari hanno acquisito un minimo di sicurezza in più e di passione di discussione con gli altri previdenziali sui casi che si presentano. Tant'è che abbiamo cominciato in alcuni distretti periodicamente a far incontrare i previdenziali in modo che possano anche scambiarsi qualche idea sui casi più diciamo particolari che possono presentarsi.
Per quanto riguarda il controllo pensione e soprattutto il controllo dei diritti inespressi, diciamo che i primi risultati tangibili li abbiamo nella Lega di Villafranca, in particolare in quel di Valeggio, che è un distretto molto, molto ampio, e per quello che diciamo ci è dato sapere attraverso il patronato, quindi le pratiche fatte, c'è da dire che solo in questo distretto si sono recuperati tra il 2016 e il 2017 circa 150.000 euro. Certo, diciamo, la signora Bressanelli si porta via una bella fetta di questi 150.000 euro, però la media dei recuperi che noi facciamo sono, diciamo, una media piuttosto elevata, perché va dai 4 ai 5 ai 6.000 euro, con punte anche di 8.000, 9.000 e anche con punte di, che so, 500 euro, 900 euro a seconda di quello che si recupera. Tenendo conto che buona parte dei recuperi sono recuperi sugli assegni al nucleo familiare per se stessi, per chi ha la pensione di reversibilità ed è invalido al 100%, ma anche casi di 14esima, casi di integrazione, anzi di maggiorazione sociale più che di integrazione al minimo, e voglio dire, è una, diciamo, un'attività che ci dà soddisfazione, diciamo, ci fa conoscere sul territorio, e in più stiamo partendo, penso dalla settimana Ventura partiranno circa 3.200 lettere a pensionati iscritti alla CGIL con sola pensione di reversibilità per il controllo, e che hanno magari l'invalidità al 100%, per il controllo dell'assegno al nucleo familiare. Qui dentro ci saranno quelli che sono artigiani e commercianti che non ne hanno diritto, però tutti gli altri potrebbero averne diritto e non saperlo. E in più ci sarà il controllo sempre per questi, se magari c'è diritto a qualche maggiorazione o anche all'integrazione al minimo o anche alla 14esima, perché noi sappiamo che sono tutti diritti per cui se si fa domanda è facile che ci sia, ma se non si fa domanda restano nel cassetto dell'INPS, e l'avente diritto non sa nemmeno di poter contare su una piccola somma che magari gli toglie qualche piccolo, diciamo, disturbo di sopravvivenza, ecco, almeno dal punto di vista economico. Diciamo che stiamo cercando di lavorare, e poi a settembre, per non accavallarsi con la questione diciamo del 730, delle ISE, delle cose che stanno venendo avanti adesso, a settembre partiremo invece con il controllo pensioni, sempre con circa 5.000 lettere da inviare agli iscritti, per coloro che hanno una pensione massima di 850 euro. È ovvio, noi non manderemo via nessuno, i nostri iscritti, anche quelli che pensano di aver diritto a qualcosa ma che sono superiori a 1.000 euro, vediamo se è possibile nel controllo poi riuscire diciamo, a verificare se ci sono stati dei disguidi nel momento in cui diciamo, hanno percepito la pensione.